La storia è qui anche per loro, dopo il movimento siciliano fa progressi raggiungendo il mondo dei professionisti. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al palazzetto dalla chiesa Setti Carraro di Bagheria, provincia di Palermo. C'è Real Termini Monreale, inizia il girone H di Serie B di futsal. Madonia, Sorrentino, c'è il passaggio, c'è l'imbucata, 1-2, Sorrentino, il gol del Monreale, il vantaggio, si sblocca finalmente questa partita, 1-0. È stato praticamente l'unico lampo nel primo tempo, quello di Sorrentino, a parte una traversa scheggiata da Capitan Madonia, tiro, deviazione, il pareggio casuale del Real Termini, la deviazione in porta da parte di Pitarresi, 1-1. Passaggio lungo linea, Buschi dentro, occhio, Lucchese è solo! Il gol della rimonta del Real Termini, 2-1. Con Lucchese che ci ha provato tanto, ha trovato la gioia, il 2-1, rimonta completata. Questo è il primo vero e proprio gol del Real Termini in Serie B nella storia. Rimessa battuta da Palazzotto, ammonito poco fa, avanzi del Monreale, pallone dietro, Madonia si libera della pressione, passaggio sotto porta, il gol del pareggio, Palazzotto 2-2, il Monreale la riprende, ne approfitta dei 3 uomini su 5 del Real Termini. Entrambe le squadre oltre il quinto fallo, il tiro dell'area a terra, c'è il fischio dell'arbitro, c'è il tiro libero. Cascino, nonostante il tocco di Dalba, 3-2, Monreale esulta, metà del palazzetto, il gol di Cascino e il Monreale si riporta in vantaggio a 15 secondi dalla fine. Ultimi 2 secondi, da fuori il tiro basso, finisce qui, il Monreale vince 3-2 ed è festa al palazzetto. Che esultanza da parte di La Bianca Bordocampo, la prima vittoria della stagione è per il Monreale in questo derby molto sentito contro il Real Termini.